Oggi si celebra San Germano. Il nome Germano ha origine latina e significa fratello. Il 30 settembre di ogni anno viene festeggiato l'International Podcast Day, letteralmente la giornata mondiale del podcast, una trasmissione radio diffusa via internet, scaricabile e archiviabile in un lettore MP3 o sullo smartphone. Pensate che già nel 2005 podcasting fu eletta parola dell'anno dal dizionario statunitense New Oxford e l'origine della parola si deve a Ben Hammersley, giornalista della BBC, che nel 2004 scrisse un articolo riguardo questo nuovo fenomeno. Secondo varie ricerche, nel 2023 quasi un italiano su 3 ha ascoltato un podcast o un audiolibro, crescendo di 1 milione di unità rispetto all'anno precedente. Artisti, scultori, letterati è lo speciale pubblico che ammirò per la prima volta le salette del Gran Caffè Gambrinus, inaugurato a Napoli il 30 ottobre del 1890. Ospiti del grande salotto, reali, politici e diplomatici, accanto a letterati del calibro di Benedetto Croce, Gabriele D'Annunzio e Oscar Wilde. Oggi parliamo del Sistema Solare. Il Sistema Solare è composto dal Sole e 8 pianeti che gli orbitano attorno: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Nel nostro sistema sono poi compresi oltre 170 satelliti, diversi pianeti nani come Plutone, asteroidi, comete e altri corpi celesti. La densità dei pianeti è estremamente variabile. Basti pensare che Saturno ha una densità talmente bassa che galleggerebbe sull'acqua sulla Terra. Buongiorno ai 12, oggi la luna si fa un po' più clemente e alleggerisce un po' gli aspetti, anche Urano sembra meno agguerrito, ma c'è sempre una tensione comunicativa con Mercurio non indifferente. Vediamo cosa succede. Ariete, per voi tanto di guadagnato, proprio perché alcune cose sono venute fuori, alcune cose sono state dette, per cui sia in amore che al lavoro tutto è molto più semplice. Toro, per voi diciamo che temete un finale che proponga qualche piccola sorta di imprevisto, ma non sarà così. Semplicemente sentitevi un po' più sicuri dei cambiamenti che avete operato. Certezze in assoluto non esistono, però sicuramente voi avete operato per il meglio, tenetevi forte a questa certezza. Gemelli, assieme al Sagittario siete i protagonisti della giornata con questa forte opposizione Urano. Mercurio è il vostro pianeta e per voi è un po' complicato ricevere delle notizie che sconvolgono un po' i piani, ma Nettuno e Saturno promettono di aggiustare tutto con fantasia e soprattutto concretezza lavorativa. Cancro, per voi la giornata oggi è sempre piena di trigoni e Giove si esprime al meglio nei vostri gradi zodiacali, anche se non va d'accordo con Venere. Ancora c'è da sistemare qualcosa in amore e delle voglie che Plutone sobilla, che sono tutte golosamente da soddisfare. Leone, la vostra giornata oggi si propone come una giornata con un sole un po' stanco, un po' affaticato da tutte le emozioni della luna e delle cose che ancora non capite. Marte e Mercurio però si fanno un pochino più clementi. Mercurio passa dalla vostra parte, passa in Sagittario, per cui adesso si ricomincia a comunicare, a capire e un po' a ridere meglio. Vergine, la vostra giornata oggi è una giornata piena di grande dinamicità, proprio perché Mercurio salta in Sagittario, il vostro pianeta vi trasporta in uno speakeasy decisamente riprovato e nella voglia di fare qualcosa di nuovo ed alternativo, anche di scappare un po' dalla routine della città. Bilancia, per voi Venere oggi ha delle complicanze a cui sopperire, la quadratura con Giove che la rendono ambiziosa e vorace di qualcosa di cui è ancora insoddisfatta.
mentre invece la comunicabilità col partner e con le persone che avete intorno al lavoro sembra un po' compromessa da una serie di risultati che sembrano non arrivare. Scorpione, il Sole oggi che alberga nei vostri gradi in quadratura sia con Plutone che con la Luna. Oggi un po' di Luna storta. Mercurio però esce dai vostri gradi e finalmente i pensieri si fanno più leggeri e si può ricominciare a comunicare in una maniera meno arrabbiata. Sagittario, per voi oggi arriva l'ospite Mercurio, un pianeta a cui siete abbastanza incompatibili, ma Saturno e Nettuno oggi ve lo rendono un po' più allegro, soprattutto perché Giove lo tocca e quindi è un Mercurio compatibile, avrete voglia di scherzare, di fare cose con gli amici e soprattutto di uscire, di stare in società e di divertirvi. Capricorno, oggi per voi Saturno fa miracoli proprio perché dialoga e tiene a bada con grande forza Marte e Mercurio, ma anche Urano, quindi cambiamento, costanza e soprattutto idee nuove saranno quelle di cui vi potrete avvalere per riuscire a inventare una nuova strada. Mercurio peraltro vi suggerisce intuitivamente qualcosa. In amore, per ora lasciamo stare. Acquario, la vostra giornata oggi ha un Plutone e una Luna che dialogano abbastanza copiosamente con tutto il resto dello zodiaco, fanno pareggio un po' tra aspetti positivi e aspetti negativi, sono più i positivi comunque. Oggi il vostro essere e la vostra creatività ha bisogno di essere esplicata, avete bisogno di parlare, avete bisogno anche di stare con persone che parlano la vostra lingua. Pesci, la vostra giornata oggi vi fa risultare abbastanza magnetici, proprio perché avete avuto ragione su tutta una serie di cose, anche se Mercurio da oggi vi abbandona proprio perché entra in quadratura, per cui non è più il caso di esplicare, ora è il caso di vedere se le persone mantengono le promesse fatte e se soprattutto gli amori vi soddisfino e accontentano senza chiederlo. Dopo aver raccolto successi e miliardi fabbricando trattori, l'industriale Ferruccio Lamborghini decise di puntare sul settore delle auto sportive per dimostrare a Enzo Ferrari di saperle fabbricare meglio di lui. Era il 30 ottobre del 1963 quando la berlina a 2 posti 350 GTV fu presentata per la prima volta al Salone di Torino. Letteralmente traducibile con "la fretta fa sciupare", l'espressione "haste makes waste" si può rendere in italiano con "la gatta frettolosa fa i gattini ciechi", invitando a prendersi il giusto tempo per portare avanti un lavoro o un'attività per fare in modo risulti ben fatta e di qualità. Il matto di oggi è l'imprenditrice Luisa Spagnoli, marchio di una famosa catena di abbigliamento femminile, la cui fortuna ha tutt'altre origini legate al cioccolato. Da giovane in società con Francesco Buitoni, produttore di pasta, fonda la Perugina. Dobbiamo a lei nel 1922 l'invenzione di un cioccolatino unico, un cuore di gianduia e granella di nocciole, con una nocciola intera alla sommità. Una delizia accompagnata dalla trovata di piccoli cartigli sotto l'involucro con frasi d'autore. Ci salutiamo con la frase del giorno. Le parole che dicono la verità hanno una vibrazione diversa da tutte le altre. E per oggi è tutto. Appuntamento a domani per una nuova puntata, per nuove domande e nuove curiosità. Non mancate, mi raccomando. Buona giornata dalla vostra Martina.